Un saluto a tutti gli ascoltatori della web TV Esplora e Ama. Stiamo trasmettendo dal Record Space di Citafiera e nella nostra puntata di oggi, Municipium, dedicata ai nostri viaggi nei comuni del Friuli Venezia Giulia, abbiamo come ospite il sindaco di Tavagnacco, Moreno Lirutti. Buongiorno Moreno, benvenuto qui Buongiorno a con noi. voi e a tutti i vostri ascoltatori. Ecco, noi vorremmo sapere da lui qual è l'impegno dell'amministrazione comunale in un periodo così difficile nei confronti della cittadinanza e soprattutto quali sono le iniziative che pone in atto il comune di Tavagnacco in questo senso, perché sappiamo che è un periodo veramente duro per tutti e le amministrazioni comunali sono messe a dura prova. Ecco, tanto così per approfondire un po' l'argomento e rompere il ghiaccio con te. Lo rompiamo sicuramente in maniera energica perché la pandemia è stata un'esperienza che ha messo a dura prova, penso, tutti gli amministratori, perché è stata estremamente impegnativa, perché era diciamo, un'emergenza di tipo nuovo che all'inizio non si vedeva e tuttora non si vede. Non è come il terremoto che tu vedi l'emergenza, no? Il virus non si vede e quindi sì, la televisione ha portato nelle nostre case tutte le terapie intensive, eccetera, però all'inizio la gente, insomma, tutto sommato dice finché non tocca a me, non... Questo è stato il primo aspetto difficile. L'altro aspetto è quello della durata, cioè un'emergenza trova una fortissima solidarietà e un impegno da parte della gente nel momento in cui l'emergenza è intensa però breve nel tempo. Qui adesso siamo oltre un anno di emergenza con Un piccolo calvario, è un diciamo. piccolo calvario, Un calvario. apri, chiudi, si controlla, non si controlla i vaccini, no? Quindi è questo che probabilmente ha reso anche i nostri cittadini molto, molto tesi, molto in tensione, oltre che ovviamente preoccupati per le conseguenze economiche di questo evento. Cosa abbiamo fatto noi? Ma c'è un'esperienza interessante che abbiamo fatto con la squadra comunale di protezione civile su input del vice governatore Riccardi, che ci ha chiesto di accompagnare le persone che erano in isolamento o in quarantena a casa, per cui i volontari della squadra comunale di protezione civile hanno da un certo momento in poi, ovviamente dell'emergenza, contattato tutte le persone che erano in isolamento o in quarantena per chiedere quali erano le loro necessità, per fornire consigli, per fornire un minimo di supporto. E devo dire, al di là del ringraziare veramente sia il coordinatore, i capisquadra e tutti i volontari che hanno dato l'anima in questo periodo, e in modo assolutamente gratuito e disinteressato, devo dire che c'è stato un grandissimo apprezzamento da parte dei cittadini di questa esperienza, perché almeno avevano un riferimento, avevano una parola di conforto, un posto, un numero telefonico da chiamare, un numero telefonico che rispondeva, al quale loro potevano porre dubbi, richieste, osservazioni, insomma, ecco. Ecco, diciamo che l'importanza del volontariato, inutile dirlo, noi la sottolineiamo in tutte le trasmissioni con i nostri sindaci, perché si vede quanto questa presenza è importante, perché le persone non sono lasciate sole e soprattutto perché chi ha del tempo da dedicare a titolo gratuito, proprio come volontariato in queste attività, beh, queste persone meritano veramente di essere considerate, ma in maniera particolare, perché voglio dire, già non è facile fare questa attività, farla poi a titolo di volontariato, quindi mettersi a disposizione è una cosa bellissima. E queste iniziative dei comuni, come anche questo del comune di Tavagnacco che ci sta raccontando Moreno, è una cosa molto molto bella. Io devo dire che sono bravi, perché ovviamente la maggior parte dei cittadini esprimono veramente una profonda gratitudine nei confronti dei volontari. Non tutti, perché anche c'è chi si lamenta e quindi non è facile regalare il tempo, regalare la propria attività e magari sentirsi Trovare anche criticato, la campana costrellato, eccetera. dissonante. Però diciamo, devo dire che la quasi totalità dei cittadini ha apprezzato. Pensa a un'altra cosa, noi
non abbiamo mai chiuso il comune, l'abbiamo sempre tenuto aperto anche nel periodo di emergenza, però ovviamente abbiamo modificato le modalità di accesso. Adesso per entrare in comune tu devi prendere appuntamento, perché? Perché così non hai in sala d'attesa 20, 10, 15 persone, tu vai lì, sai che hai l'appuntamento alle 9, fai quello che devi fare, alle 9 e mezzo, alle 10 sei fuori. Però per gestire anche tutto questo ambaradan, al di là di cambiare il sito, le modalità operative, noi abbiamo la presenza dei volontari anche all'ingresso del comune che misurano la temperatura, registrano chi entra e chi esce, fanno sanificare le mani e questo ci ha consentito, tocchiamo ferro, Ecco, sempre però di meglio. mantenere aperti tutti gli uffici, insomma, durante anche il periodo più intenso della Quindi pandemia. garantire anche un servizio a 360 Un gradi servizio, nonostante devo il dire che anche, periodo sì, difficoltoso che si sta vivendo. personale è stato, devo dire, bravissimo perché hanno dato tutti l'anima, assolutamente. E questo è molto importante. Il Comune di Tavagnacco si sta distinguendo anche per una bella opera, un bel lavoro a livello di scuole, quindi per le famiglie, la dislocazione delle scuole, che queste sono molto importanti per i ragazzi, per le famiglie. Allora, devo dire che abbiamo un istituto comprensivo che ha una tradizione veramente importante che diciamo risale, non è merito insomma di questa amministrazione, di tutte le amministrazioni che ci hanno preceduto e soprattutto del corpo insegnante e delle dirigenti. Noi abbiamo una scuola che educa veramente i nostri ragazzi alla vita, cioè a una scuola presente, una scuola che li fa andare oltre diciamo la cultura nozionistica e abbiamo un comune che è sempre stato sensibile al tema del supporto alle famiglie. Anche l'attuale assessore alla famiglia, all'istruzione, la Giovanna Mauro, è impegnatissimo su questo fronte e noi come giunta, come amministrazione, stiamo cercando di dare il massimo supporto possibile alle famiglie attraverso tutta una serie di servizi con tariffe il più possibile agevolate e con la permanenza delle scuole materne e primarie nelle singole frazioni, che per noi ha un costo Beh, certo. notevole, però vuoi mettere la ricchezza di una scuola materna e di una scuola primaria in una frazione che ti consente di creare reti di amicizia tra i ragazzi e anche tra le famiglie e tra i genitori, quindi vuol dire preservare anche la comunità di paese che in questo contesto è fondamentale, perché noi dobbiamo guardare al mondo, certamente, però al mondo si guarda se uno ha una comunità che gli abita, che gli sta vicino e che gli consente di vivere bene. E questo è un patrimonio importante che spesso non viene considerato come dovrebbe, perché giustamente, come ricordava il sindaco, è importante che anche tra famiglie ci sia socializzazione, che si conoscano i ragazzini in primis nel luogo dove abitano, nella frazione dove abitano, per poi ovviamente allargarsi, perché la prima socializzazione nasce proprio dalla prima infanzia, quindi queste sono quelle cose, quegli obiettivi importanti dei quali non si può non tenere conto, anzi. Assolutamente. Parlando poi di comune, parlando di green, di iniziative importanti, adesso c'è questa bella parola, no, che ci riempie sempre la bocca, il green, e parlando soprattutto di pulizia, perché al comune di Tavagnacco si è usato un occhio di riguardo in questo senso. Allora anche qui, diciamo, Tavagnacco è stato uno dei primi comuni che ha avviato la raccolta differenziata a proposito di green, sulla quale stiamo ottenendo dei risultati significativi. È un comune che ha sempre tenuto al verde, che garantisce comune fiorito più volte, per cui insomma è un comune nel quale tutte le amministrazioni hanno posto la qualità del vivere come una qualità pregnante, insomma, come una qualità significativa. E abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili. Adesso abbiamo istituito un nuovo servizio manutenzioni, abbiamo assunto 4 nuovi operai bravissimi, giovani per incrementare insomma il servizio di manutenzione. Devo dire che insomma io ho avuto qualche arrabbiatura adesso nei weekend arancioni, nei weekend gialli, quando insomma era consentito diciamo, le consumazioni per asporto perché tu andavi in piazza a Feletto e trovavi per terra vicino ai cestini bottiglie, rifiuti, eccetera. Allora, parecchi dicono che il comune metta più cestini. Allora,
l'edizione successiva, il sabato successivo, la domenica successiva abbiamo aggiunto ulteriori cestini provvisori, roba per terra e cestini vuoti. Allora, questo io dico, la preservazione dell'ambiente, la qualità dell'ambiente non è collegata al numero di cestini, è collegata alla responsabilità, al senso di responsabilità che i cittadini hanno. Perché voglio dire, quando voi andate in montagna, ma scusa, se non c'è il cestino cosa fai? Sei autorizzato a buttare rifiuti per terra, li prendi, li metti in saccoccia e li porti a casa. Ma perché? Perché quando io esco voglio trovare un parco a Feletto, che è un parco meraviglioso, perché Feletto è un paese, ma anche come Tavagnacco, come Colugna, come Adegliaco, Cavalico Nuovo, come Branco, abbiamo dei paesi, delle frazioni con delle aree verdi che sono stupende. Però diciamo, la cura di queste aree deve essere anche collegata alla responsabilità, al senso di responsabilità dei cittadini o di chi li frequenta. Anche perché sì, io posso mettere gli operai a pulire anche ogni 2 ore, ma li paghiamo in tutti, non è che È vero, ricade il costo sulla comunità, insomma, e quindi cerchiamo di usare le poche risorse che abbiamo in maniera intelligente e responsabile. Ecco, diciamo che, bisognerebbe fare un appunto in questo senso all'educazione, la famosa educazione civica. Io ricordo che quando eravamo noi ragazzini, c'era proprio a scuola, ci insegnavano l'educazione civica, non buttare le carte a terra, cioè ecco. Devo dire che questa mancanza di educazione civica crea non pochi problemi, ovviamente non solo a Tavagnacco, ma un po' dappertutto, perché ci sono le persone che magari hanno il cestino lì e buttano la carta a terra o la bottiglia piuttosto che altre cose. Ecco, questo è importante ricordarlo, i primi portatori di pulizia, di educazione siamo noi cittadini, quindi se non parte da noi l'amministrazione comunale, le amministrazioni comunali in generale possono fare i salti mortali, ma ci saranno sempre le carte a terra e ci sarà sempre la sporcizia, perché ovviamente dipende tutto da questo. Io adesso cambierei argomento, però andrei su un qualcosa di un attimino più corposo, perché Tavagnacco è considerato un comune ricco. Un comune ricco perché è sede del distretto delle tecnologie, perché è ricco di commercio, si trova anche in una posizione favorevole. Insomma, Tavagnacco non ve la passate male, vero? Allora, non voglio fare il sindaco che ha il braccino corto, perché ha il braccino corto, però diciamo Tavagnacco è un comune che ha una sua solidità finanziaria. Io anche qui ringrazio i funzionari, ringrazio il nostro assessore alle finanze perché la gestione del bilancio è oculatissima, ma non siamo ricchi quanto eravamo una volta. Io vi do solo questo dato. Una volta Tavagnacco aveva anche 2 milioni all'anno di bucalossi. Quest'anno, adesso, al 30 aprile, avevamo 3.500 euro di bucalossi, quindi mancano all'appello 1.900.000. Beh, un bel salto di Ma qualità, poi c'è bello anche una tosto. parte dell'ICI commerciale che non va più al comune, ma va a Roma dal periodo, diciamo, dall'amministrazione di Monti. Per cui lì ci sono altri 1,5 milioni, 2 di euro che vanno a Roma. Allora questo, sì, comune ricco lo eravamo, adesso certamente siamo un comune che ha una solida base finanziaria, però non siamo ricchi come una volta, dobbiamo gestire in maniera estremamente oculata le nostre finanze. Allora, ovviamente adesso noi abbiamo la Tresemane, che è la nostra vetrina, il grande corridoio che porta a Udine, che stiamo cercando di valorizzare, e io devo ringraziare sia l'amministrazione di Udine, di Tricesimo e di Reana, perché insieme stiamo lavorando sull'asse e anche la regione che ci ha dato notevole attenzione, perché questo è un asse dove hai una concentrazione di imprese, credo che sia l'asse che ha la maggior concentrazione in Italia di imprese, di esercizi non solo commerciali, perché, perché la Tresemane, che era l'asse del commercio, oggi è un'asse abbastanza diversificata. Per esempio il food, una grande La sorpresa. ristorazione, La ristorazione. era una cosa che volevo infatti chiederti, perché è una Guarda, cosa... una sorpresa, perché la Tresemane adesso ha una serie,
ovviamente non posso dire, no, i nomi, ma sono locali che sono veramente frequentatissimi. Io passo 2 volte al giorno, faccio un tratto della Tresemane e vedo che sono locali di qualità, diversificati, perché c'è un'offerta diversificata, vuoi la bistecca, vuoi il food veloce, vuoi la pizza, vuoi la birra e poi il nostro territorio ha anche una presenza di ristoranti, non posso fare i nomi, ma abbiamo ristoranti Di di livello. altissima Di qualità, livello, è di vero? È altissimo vero? livello, che fanno il nome di Tavagnacco, perché È a vero, è qualcuno vero. di questi ristoranti è associato. Poi ci sono anche dei ristorantini di nicchia, sono delle bravissime cuoche e cuochi che magari non sono conosciutissimi, però io vi invito a cercarli perché sono veramente ristoranti significativi da frequentare. Diciamo che a Tavagnacco si mangia bene, su questo non ci sono dubbi. E Ci anche si sono beve bene. tantissimi locali, ecco, e io devo dire che confermo, perché è Poi le vero. sagre nostre, per dire la sagra degli asparagi. Esatto, difatti io adesso volevo proprio ricollegarmi al fatto innanzitutto che voi come amministrazione comunale state rimettendo un po' a nuovo le varie piazze di Feletto, di Cavalicco e anche in virtù di questo per una preparazione, se Dio vorrà che usciremo da questo periodo di delirio, perché Tavagnacco pullula di eventi anche importanti, quindi giusto, cioè adesso c'è stato Adesso, questo per stop, dire, ma l'anno scorso è passato il Giro d'Italia per le nostre è frazioni vero. e quest'anno, il 10 luglio, partirà una tappa del Giro femminile d'Italia e partirà dalla piazza di Feletto, quindi un altro evento importante. E speriamo l'anno prossimo, quest'anno no, ma nel 2022 che torni anche un'altra volta al Giro Giro d'Italia. Io me d'Italia, l'auguro, non si spero sa che mai. Patron Cainero tenga Che conto tenga della conto nostra anche di candidatura. questo, il buon Però diciamo Enzo. il clou delle nostre manifestazioni, al di là della sagra di Colugna, che è di Colugna, una bellissima sagra, della sagra di Feletto, diciamo la sagra più conosciuta, quella che ha una frequentazione anche diciamo molto consistente in Mm, termini di persone, è la sagra degli asparagi, dove mangi e bevi un e bevi un prodotto. prodotto veramente di qualità a un prezzo che è veramente conveniente anche per le famiglie in un ambiente straordinario, insomma. Ma infatti io devo dire che è mancata a tutti la sagra degli asparagi perché sono 2 anni di calvario dove anche tutte queste iniziative meravigliose sono state ovviamente stoppate per forza maggiore e devo dire che fra le tante cose questa è una di quelle che è mancata di più, per Sì, cui speriamo di riuscire a recuperare quanto prima e che anche a Tavagnacco sì, si sì. torni a rifare un po' tutte queste belle Okay. iniziative che I si facevano. 450 volontari sono lì che Che scalpitano e scalpitano per nel tornare di nuovo a 2022 ravvivare faremo un questi, sagrone questi sicuramente. momenti bellissimi. Bene, allora io direi che siamo arrivati alla conclusione della nostra chiacchierata col sindaco di Tavagnacco, Moreno Lirutti, e io vorrei fargli una domanda che faccio un po' a tutti i sindaci che sono ospiti qui nella nostra trasmissione, perché voi avete l'opportunità ovviamente di parlare ai vostri concittadini, che questa è una cosa importantissima, però anche di parlare agli altri che magari vi seguono, che ascoltano l'intervista e l'approfondimento. Un messaggio da parte tua di positività. Dovremmo uscire da questo periodo, dobbiamo farci tutti coraggio. La parola del primo cittadino di Tavagnacco. Guarda, non è facile perché a me non piace essere banalmente ottimista. No, non mi piace. Io, per esempio, sono uno di quelli che non ho usato quello slogan andrà tutto bene. Non l'ho usato perché non è andato tutto bene, perché certamente ne usciremo, ma usciremo col sacrificio di tutti. Ecco, io dico questo. Ho la percezione per i segnali che ho che la ripresa ci sarà e sarà anche consistente, perché c'è la voglia di ripartire, c'è la voglia di rimettersi in gioco. Noi abbiamo 1500 partite IVA nel nostro comune, ma sento il desiderio di riprendere, di riprogettare, di ricreare, eccetera.
Ovviamente invito tutti quelli che hanno la possibilità a investire, è il momento di investire, costruire, comprare, ristrutturare, inventarsi, questo è il momento. E l'altro invito che io faccio, veramente sono due inviti. Il primo, cari cittadini del Friuli, cercate di puntare le vostre energie sui giovani, fate studiare i giovani, fateli imparare un mestiere, sfidateli, mandateli all'estero e poi riportateli qua, perché noi siamo una regione che ha bisogno di giovani e ha bisogno di giovani preparati che non vivono nella bambagia ma accettano e affrontano tutte le sfide, si mettono in gioco. E l'altro messaggio che posso dire, Furlans, cercate di voler bene a questa piccola parte d'Italia, di Europa e del mondo, perché noi abbiamo la fortuna di nascere in un territorio, di vivere in un territorio che è un regalo straordinario per noi e anche per le persone che ci possono frequentare. E noi non possiamo che non sposare, parola per parola, quanto detto dal sindaco, che ringraziamo. A Grazie a voi, Moreno grazie Lirutti, dell'invito, grazie tantissimo e mi ha fatto molto 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 un piacere. piacere grandissimo anche nostro. Salutiamo quindi Moreno Lirutti, sindaco di Tavagnacco. Un saluto ai nostri ascoltatori della web TV Esploreama. Vi ricordo che trasmettiamo dal Record Space di Città Fiera e vi do appuntamento alla prossima puntata con Municipium, col nostro prossimo sindaco ospite qui con noi. Buona giornata e buon proseguimento a tutti. Grazie. Grazie.